Anche il formaggio asiago rientra nella lista dei prodotti colpiti dai maxi dazi annunciati dal Presidente degli Stati Uniti. La notizia è arrivata in altopiano da fonti ministeriali. Abbiamo notizie dal Ministero che anche l'asiago rientra nella fascia di dazi del 25%, ulteriori perché già c'erano dei dazi del 15%, quindi arriviamo al 40% di dazi sul nostro asiago esportato negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono il principale interlocutore per le esportazioni di formaggio asiago, visto che ogni anno forme per 1.000 tonnellate di peso vengono spedite oltreoceano. Si tratta di un giro d'affari di almeno 6 milioni di euro e la novità dei dazi impone serie riflessioni all'intero comparto. La situazione non è assolutamente buona perché gli Stati Uniti rappresentano per noi il primo mercato estero. Per quel che riguarda l'export ci faceva nel 2016 il 21%, mentre adesso nei primi mesi del 2019, nei primi 6 mesi del 2019, abbiamo avuto un 34% di tutte le nostre esportazioni rivolte verso gli Stati Uniti. Vuol dire che sia il consorzio sia i nostri associati hanno investito parecchio in questo paese. Una doccia fredda quindi, che arriva dopo un lungo periodo di investimenti negli Stati Uniti da parte del consorzio e dei produttori. Adesso aspettavamo di cogliere i frutti che però sono contrastati da questa doccia fredda di Trump. A questo punto tutti si chiedono cosa si possa fare per risolvere il problema o almeno per ridurne l'impatto. L'argomento è veramente all'ordine del giorno e niente, si potrà trattare con gli Stati Uniti. Tutta la politica deve parlare con una voce sola, la politica nazionale, la politica comunitaria e tutte le istituzioni devono darci una mano in questo momento molto difficile.